Ci troviamo alla Torre Columbargia. Questa che vedete alle mie spalle è appunto la torre spagnola, che costruita alla fine del 1500 dominava questa zona. Guardate, in fondo potete vedere un faraglione bellissimo chiamato Corona Niedda. Questa torre Columbargia, come vi dicevo, dominava questo tratto di costa. Qui infatti nella Sardegna occidentale erano presenti tantissime torri spagnole, principalmente in zone dove erano presenti dei fiumi che sfociavano in mare. È un tratto di costa spettacolare questo, come vedete c'è un sole incredibile, sembra di essere veramente in primavera, uno spettacolo.